2.825 candidati idonei per 640 posti disponibili. Il Chioene Arena domani ospiterà la prova scritta del concorso per infermieri bandito da Azienda Zero. Tanti, ma non tantissimi in realtà i candidati, alcuni dei quali già professionisti del settore pubblico in aziende del Veneto. E per capirlo guardiamo ai numeri. Al concorso, che si era svolto sempre al Chioene Arena il 25 novembre 2020, quando mascherina d'ordinanza rigorosamente calzata sul viso, per 190 posti da infermiere si erano presentati in 5.200. Andando con ordine, questo è il fabbisogno dichiarato dalla Sanità Veneta. 150 vincitori saranno assegnati all'ULSS 2 Marca Trevigiana, 110 all'ULSS 1 Dolomiti, 100 all'ULSS 7 Pedemontana. Per l'ULSS 3 e l'ULSS 4 del Veneziano i posti in totale sono 158. Nel Padovano 15 andranno all'azienda ospedaliera, 10 all'ULSS 6, 2 allo IOV. La prova scritta e pratica si terrà domani in 2 turni, alle 12 candidati dalla lettera A alla lettera K, alle 15 quelli dalla L alla Z. Prova orale per i candidati ammessi il prossimo 6 marzo. Tutta la zona di Padova Est sarà controllata per la giornata di domani per evitare problemi di traffico, dato l'alto numero di partecipanti al concorso.